voce dei capigruppo di Cafarsetti conferma le indiscrezioni. Il sindaco di Venezia sarà in consiglio comunale la prossima settimana e non più a settembre. Stasera a Venezia, assemblea pubblica delle opposizioni per chiedere le dimissioni. Sovraffollamento, alta tensione nella notte nella carcere di Venezia per la rivolta di 4 detenuti armati di spranghe che hanno dato fuoco a lenzuola e giornali. Il sindacato: situazione insostenibile. Sembra essere di natura dolosa l'incendio divampato ieri sera in un'abitazione di Marghera, fortunatamente senza feriti. Alcuni testimoni riferiscono di aver visto il proprietario appiccare le fiamme. La morte di Alex Marangona: fra qualche giorno saranno eseguiti gli esami tossicologici e si saprà se e cosa il 25enne di Marcona assunto durante la cerimonia sciamanica. La famiglia ha nominato una super esperta. Il report della CGIL del Veneto su sfruttamento del lavoro e caporalato, piaga ormai certificata nella nostra regione, spiega il sindacato, e non è più solo un problema in agricoltura. Non solo cinghiali e lupi, anche nutri e corvi. Sono ingenti i danni causati alle aziende agricole e agli allevamenti dalla fauna selvatica. Domani manifestazione di Coldiretti a Mestre. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Subito in apertura andiamo a Venezia, in campo Santa Margherita, dove è in corso un'assemblea pubblica delle opposizioni in Consiglio Comunale per chiedere le dimissioni del sindaco Brugnaro. Ci aggiorna in diretta la nostra Anna Maria Parisi con Nicoletta Rizzetto. Buonasera Anna Maria. Sì, buonasera, eccoci in diretta da Venezia, campo Santa Margherita. Come dicevi tu, Cristian, oltre 1 migliaio, più di 1 migliaio le persone presenti, come vedi dalle immagini, non soltanto i politici regionali e comunali in seno all'opposizione, ovvero Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Verde Progressista e via discorrendo, ma anche tantissimi comitati e associazioni cittadine. Al grido di dimettiti Brugnaro, dimissioni, uno scrosciare di applausi, fischi e così anche. Ecco, li senti. La gente qui a Venezia sta chiedendo le dimissioni del sindaco e la caduta della giunta Brugnaro. Appuntamento adesso il prossimo 2 agosto in municipio a Mestre alle 10, perché Brugnaro ha detto incontrerà le persone in un consiglio comunale pubblico, qual è comunque il consiglio comunale appunto in via Palazzo a Mestre, non più a settembre. Allora il servizio e poi ancora linea qui da Venezia. Abbiamo deciso che il prossimo Consiglio Comunale sarà il 2 di agosto, che è venerdì 2 agosto, con inizio alle convocazione alle 10 per l'audizione del sindaco. Il sindaco ci sarà? E il sindaco ci sarà. Al contrario di quanto aveva comunicato precedentemente, la decisione è stata presa nel corso della riunione dei capigruppo in Consiglio Comunale svoltasi in municipio a Mestre. Il pressing fatto in questi giorni è dunque riuscito. Hanno preso atto della nostra richiesta di consiglio straordinario e quindi a norma di regolamento è stato deliberato che si tenesse il 2. Troppe volte questa amministrazione ha vantato il diritto di poter fare ciò che voleva perché aveva la maggioranza, e molte volte noi abbiamo richiamato il dovere per questa maggioranza di fare le cose insieme e non di farle da soli. Ci sembra che queste posizioni che stanno emergendo siano, al di là dello sgretolamento, della solidità della maggioranza, siano un atto di responsabilità almeno apparente. Sia maggioranza che opposizioni pretendono chiarimenti dal sindaco, che non possono arrivare dopo la pausa estiva come invece lui aveva detto di voler fare. Abbiamo chiesto i chiarimenti e abbiamo chiesto appunto che la rassicurazione che la macchina non si fermi per il bene della cittadinanza, del comune stesso. Non abbiamo fatto richieste di dimissioni, abbiamo fatto richieste che il sindaco valuti quello che ritiene migliore. Di diversa opinione le opposizioni, che invece continuano a chiedere le dimissioni e mettono sul piatto comportamenti ritenuti poco consoni. È grave che abbiano scelto di farlo a Mestre il consiglio straordinario, perché in quanto straordinario doveva essere in una sede ordinaria che è quella di Venezia.
il fatto che abbiano scelto di farlo qua è come un atto di difesa, insomma un atto di un po' viltà, ecco, e questo non fa onore a questa giunta. Abbiamo fatto un po' una discussione perché all'inizio volevano addirittura confinare i cittadini solo sull'Androne al piano terra. Fortunatamente un po' la ragione li ha riportati appunto alla ragione e quindi potranno partecipare anche in questo piano qui dove siamo adesso. Il regolamento che hanno imposto, non per questa volta ma ancora dallo scorso mandato amministrativo, limita fortemente il tempo e le modalità di intervento dei consiglieri. Noi abbiamo chiesto che ci sia più tempo per discutere in un'occasione così straordinaria, in attesa di mandarli a casa e di cambiare questo regolamento poco democratico. Intanto dal 31 luglio inizieranno le udienze al Tribunale del Riesame di Venezia per gli indagati. Le prime riguardano alcuni degli imprenditori soggetti al provvedimento del divieto di impresa. Per quanto riguarda l'ex assessore Boraso in carcere, il termine per l'istanza è per domani. Il suo legale attende di incontrarlo. Dobbiamo vedere se presentarla o meno. Una volta che abbiamo deciso di presentarla, poi valuteremo poi. Eccoci dunque con me sempre da Venezia, Campo Santa Margherita, Gianluca Schiavon di Rifondazione Comunista, nonché responsabile nazionale del settore giustizia. La sua idea su cosa possa accadere, quali gli scenari il prossimo 2 agosto, venerdì? Intanto è un risultato della mobilitazione di massa di tante associazioni, sindacati, partiti, questo risultato che il 2 agosto ci sia un Consiglio Comunale. Questo è un primo grande risultato di mobilitazione civica, punto primo. Punto secondo, bisogna tenere ben distinti i binari. Un conto è il piano della giurisdizione e della giustizia. Mi sento addirittura di fare gli auguri agli indagati per chiarire le loro posizioni. Dal punto di vista politico però siamo di fronte a un tale livello di commistione tra pubblico e privato, tra partecipate del comune e aziende private, che il sindaco dovrebbe dare le dimissioni anche per non bloccare la città, perché in queste condizioni, con probabilmente altre persone indagate di cui non sono usciti i nomi, la situazione comporta la paralisi per la città. Secondo punto, Venezia non merita ogni volta di uscire agli altari della cronaca per inchieste giudiziarie. E quindi staremo a vedere. Lei quindi pensa che Brugnaro non si dimetterà il 2, da quanto ho capito, tra le righe? Io penso che dovrebbe dimettersi, ma io purtroppo sono convinto che il 2 agosto non lo farà. Ed è un grave errore, credo anche per lui e credo anche per tutti loro, per difendersi meglio. Allora non ci resta che attendere il prossimo 2 agosto, quando alle 10 del mattino in municipio a Mestre, in via Palazzo, ci sarà questo appuntamento col prossimo Consiglio Comunale. Grazie, da Venezia è tutto, con le immagini di Nicoletta Rizzetto. Anna Maria, grazie davvero a te Nicoletta Rizzetto e al tuo ospite Schiavona. Clima incandescente dal punto di vista politico, ma non solo, è stata una notte tesissima al carcere di Santa Maria Maggiore. Gravi disordini a partire dall'1 di stanotte nel carcere veneziano di Santa Maria Maggiore. 4 detenuti di origine magrebina, armati di spranghe di ferro ricavate dalle brande, hanno messo a soqquadro il reparto d'appartenenza e tenuto in scacco per ore l'intero carcere, nonostante la professionalità degli agenti di polizia penitenziaria. I detenuti, ha dichiarato il segretario per il Triveneto del Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria, Giovanni Vona, hanno devastato la rotonda, l'ufficio della sorveglianza generale, distrutto computer, registri, scrivanie e incendiato lenzuola e giornali. Sono stati chiamati in soccorso da casa i colleghi fuori servizio e solamente dopo una faticosa opera di mediazione la protesta è rientrata questa mattina, ha concluso Vona.
Un episodio preoccupante che arriva a poco tempo di distanza dal suicidio di un detenuto nel carcere veneziano e per cui vari sindacati erano già insorti denunciando per l'ennesima volta la situazione ormai al collasso all'interno della struttura, anche per gli agenti di polizia penitenziaria, come ha evidenziato il segretario generale del SAPPE, Donato Capece. La situazione, ha detto, è allarmante, anche perché nelle scorse settimane altri agenti penitenziari nel Triveneto hanno subito aggressioni da parte della popolazione detenuta. Bisogna agire. Sempre per la cronaca, sembra essere di natura dolosa l'incendio divampato in un'abitazione di Marghera. Alcuni testimoni riferiscono di aver visto il proprietario appiccare le fiamme. Quando siamo usciti avevo visto tutto quel fumo grigio, nero, venire fuori dalla casa e ci siamo spaventati. Lui si è spaventato tantissimo. Paura a Catene di Marghera per l'incendio che ha avvolto l'abitazione al civico 10 di Viale delle Viole intorno alle 20 di martedì sera. A dare l'allarme il nipotino di 10 anni di una vicina di casa. Affacciatosi dalla terrazza ha visto le fiamme e l'alta nube nera. È stato lui ad avvisare la nonna che ha subito chiamato i vigili del fuoco. Subito i pompieri e anche l'ambulanza per la vicina di casa che è allettata e avevamo paura per lei. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, né i vicini di casa né i proprietari, marito e moglie, entrambi cinquantenni, ma con problemi di violenza domestica. Pare che lui fosse uscito da poco dai domiciliari e proprio per maltrattamenti nei confronti della moglie di origine moldava. Non a caso, nonostante lei fosse contenta di quella casa e rappresentasse il suo orgoglio, dopo averla ristrutturata per intero, aveva deciso di allontanarsi da quel marito violento per andare a vivere da sola. Ed ora spunta l'ipotesi del dolo. Sarebbe stato proprio lui, il marito, ad appiccare il fuoco, secondo quanto riferito da alcuni testimoni che l'avrebbero visto proprio nell'atto di appiccare materialmente le fiamme. Adesso sembra che sia stato lui ad appiccare il fuoco, il proprietario. Non lo so, si pensa. In attesa di nuovi accertamenti, la casa ora è stata posta sotto sequestro e la proprietaria, la cinquantenne di origine moldava, accompagnata dalla figlia di 26 anni, è stata ricoverata in stato di shock in ospedale dopo aver visto cosa era accaduto. Sono persone un po' schive, non ci hanno mai dato confidenza. Insomma, a Marghera un episodio tutto da chiarire, così come ancora tutto da chiarire la vicenda, da chiarire la morte di Alex Marangon. Fra qualche giorno saranno eseguiti gli esami tossicologici e si saprà se e cosa il 25enne di Marcon ha assunto durante la cerimonia sciamanica all'abbazia di Vidor. La famiglia, attraverso i legali, intanto ha nominato una super esperta, un'esperta in tossicologia forense, ma ci racconta tutto Daniela Sizia. Dopo oltre 20 giorni dal ritrovamento del corpo di Alex Marangon saranno eseguiti gli esami tossicologici sul barista 25enne di Marcon. I legali della famiglia del ragazzo, gli avvocati Stefano Tigani e Nicodemo Gentile, hanno nominato Donata Favretto, esperta tossicologa forense dell'Università di Padova, ex componente del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Ad affiancare Antonello Cirnelli, il patologo scelto dai familiari come consulente di parte, ci sarà anche lei quando saranno effettuati questi accertamenti fondamentali per capire se e quale sostanza il giovane abbia assunto durante il rito sciamanico. Se sul corpo ci saranno tracce di ayahuasca e di altre sostanze naturali dall'effetto psicotropo e allucinogeno, dice Stefano Tigani, la Favretto li troverà. I testi dovrebbero essere eseguiti tra la fine di questo mese e l'inizio di agosto. I risultati potrebbero almeno chiarire in parte il contesto nel quale si è consumata la tragedia. E se i giorni da quella terribile notte continuano a passare, non si sciolgono i dubbi e gli interrogativi su una morte ancora avvolta nel mistero. Questi accertamenti saranno un passaggio fondamentale per capire cosa sia successo la notte tra il 29 e il 30 giugno all'abbazia di Vidor, quando Alex è finito nelle acque del Piave per essere ritrovato soltanto 2 giorni dopo, 8 chilometri più a valle, a Ciano del Montello. La famiglia chiede la verità. Per questo i legali hanno depositato in procura una memoria scritta con la quale chiedono che tutti i presenti alla riunione siano sottoposti ad un esame del capello. Si tratterebbe di un test di ultima generazione che consentirebbe di trovare eventuali tracce di sostanze stupefacenti anche dopo diverse settimane. Quella sera, hanno spiegato i genitori, era previsto qualcosa di speciale, di diverso dal solito, ma cosa?
Certo è che forse non è stato detto tutto, manca ancora la versione dei curanderi che si sono allontanati subito dopo la scomparsa di Alex. Il 25enne quella sera era sconvolto, aveva urlato e poi era uscito dall'abbazia, seguito dai curanderi. Poi da quel momento non c'è più nessuna certezza. Voltiamo decisamente pagina e parliamo del report della CGIL del Veneto su sfruttamento del lavoro e caporalato, una piaga ormai certificata anche nella nostra regione, spiega il sindacato, e non è più solo un problema in agricoltura e in edilizia. Quindi la Camera del Lavoro parla di una criticità, di un problema, di una piaga diffusa. Lavoro nero, lavoro grigio, caporalato e peggio, schiavitù, anche il Veneto nelle maglie dello sfruttamento lavorativo. Si va dai fenomeni gravissimi di caporalato come quelli emersi nell'ambito dell'agricoltura di Treviso e Verona degli ultimi giorni, al part-time involontario, a contratti che fatti per 20 ore quando poi le persone ne lavorano 50 e con un pagamento in nero che è a danno non solo dei lavoratori ma di tutta la collettività. Violazioni riscontrate in ogni settore produttivo. Dall'agricoltura, che è quello insomma che consideriamo un po' più classico, ma all'edilizia, alla logistica, manifatturiero, per arrivare al turismo, ai servizi insomma nella nostra regione. Ad essere sfruttati per lo più i cosiddetti lavoratori invisibili, cioè gli immigrati, tanto quelli irregolari ma soprattutto quelli irregolari che accettano situazioni a dir poco degradanti. Non denunciano perché temono di perdere il permesso di soggiorno, la possibilità di averlo, e su questo c'è una parte di sistema imprenditoriale malato che continua a fare profitti. Adesso un altro tema caldissimo e attuale in questa estate già di per sé molto calda. Parliamo di fauna selvatica e dei danni che sono arrecati ormai quotidianamente ad allevamenti e a coltivazioni nel Veneto da nord a sud. Domani ci sarà a Mestre una manifestazione della Coldiretti per chiedere attenzione sul tema, ma soprattutto chiedere indennizi. Possiamo sicuramente stimare nell'ordine di milioni di euro per quanto riguarda la perdita diretta delle aziende agricole in termini sia di raccolti oltre che di patrimonio zootecnico, ma rischiano di diventare decine di milioni di euro o addirittura centinaia se mettiamo insieme anche ad esempio i ripristini dovuti ai danni ad esempio sui fossati, sulle rive, su tutto quello che è la rete di carattere idraulica del nostro territorio e che quindi necessita di manutenzione straordinaria. Campi, vigneti, frutteti, orti, pascoli devastati dalla fauna selvatica, greggi e allevamenti sotto attacco. Sono i danni causati da cinghiali, lupi, ma anche nutrie e uccelli. Pensiamo ad esempio ai colombacci che vanno a depredare insieme alle gazze e ai corvi le semine fatte dai nostri agricoltori, che vanno direttamente a prendersi le piantine appena seminate. Animali che sempre più spesso lasciano il loro habitat e si avvicinano ai centri abitati, a case e aziende. C'è veramente purtroppo una ricchezza di fauna selvatica molto importante e che oggi sta arrivando a livelli di intollerabilità perché l'azienda agricola non è più in grado di affrontarla con gli strumenti che ha a disposizione. Imprenditori agricoli che, ostacolati dai costi e dalla burocrazia, non sempre riescono a mettere in atto quelle misure necessarie a proteggere la propria azienda dagli animali selvatici. Gli strumenti ci sono, mancano però delle risorse finanziarie adeguate, mancano anche dei limiti, o meglio ci sono troppi limiti di carattere burocratico che inducono le aziende a volte ad abbandonare la possibilità di contrastare la fauna selvatica. È questo quadro che ha spinto Coldiretti ad organizzare una manifestazione di fronte alla direzione ambiente della Regione Veneto. Parleremo soprattutto di un'implementazione del cosiddetto PRIO che riguarda gli interventi urgenti ma che è limitato soltanto agli ungulati, in particolare al cinghiale, ma chiederemo anche la possibilità di avere nuove risorse e nuove modalità di applicazione sia per il cinghiale ma anche per le nutrie e le altre specie. Accanto a questo Coldiretti chiederà il riconoscimento di indennizi per le attività danneggiate dagli animali selvatici. È fondamentale anche per preservare un patrimonio che altrimenti rischiamo di perdere.
In ultima battuta vi ricordo che è in corso in questi minuti, ve l'abbiamo raccontata in apertura di questa edizione, un'assemblea pubblica in campo Santa Margherita organizzata dalle opposizioni in Consiglio Comunale per chiedere le dimissioni del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. La vicenda è quella nota, lo tsunami, l'inchiesta sulle tangenti. Intanto il vertice dei capogruppo di Cafarsetti ha confermato le indiscrezioni. Il sindaco di Venezia Brugnaro sarà in Consiglio Comunale la prossima settimana e non più il 9 di settembre come aveva preannunciato. Quindi Luigi Brugnaro riferirà in Consiglio giovedì 2 agosto. È tutto da Venezia e provincia, subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.